Un'altra maratona da record a Cremona dopo le 2 ore e 28 minuti di battaglia tra Casalmaggiore e Scandicci nella prima giornata di campionato. Alla quarta le Rosa hanno chiuso vincendo al tie break contro la Zanetti Bergamo dopo più di 2 ore e mezza di partita. Una sfida dai 1000 volti in cui l'Epiu Pomì ha approcciato meglio delle orobiche, salvo poi perdersi nel cuore del terzo set, complice anche l'infortunio alla caviglia destra di Caterina Bosetti, capitano e anima di una formazione che in controllo totale del match ha improvvisamente visto spegnersi la luce. Ad accendersi è stata una Bergamo contratta in avvio e più efficace in corso d'opera, che ha sfruttato le amnesie di Casalmaggiore mandando la sfida al quinto set. I due coach partono con le formazioni tipo. Dai blocchi esce una Epiu Pomì più concreta rispetto ad una Zanetti inchiodata soprattutto nel primo set dai tanti troppi errori al servizio. La chiosa dice 25-17 e il secondo parziale conferma il predominio locale. Bergamo lavora meglio in attacco e in difesa e prova a rimettere in discussione un set che Casalmaggiore ha comunque la forza di blindare con stufi. Nel terzo succede di tutto. Le orobiche finiscono anche a -5 dalle Rosa. Abbondanza cambia interpreti a ripetizione, ma nel momento cruciale è un episodio a mandare in tilt l'Epiu Pomì. In ricaduta si infortuna Caterina Bosetti, restando a terra e facendo calare il silenzio al Palaradi. La preoccupazione sugli spalti si traduce in un blackout totale della VBC in campo. Bergamo vince ai vantaggi e nel quarto condanna un'imprecisa Casalmaggiore. Gaspari ribalta le sue, ma l'inerzia del match sembra aver preso la strada di Bergamo. Il crescendo della Zanetti non trova argini e il 20-25 significa tie break. Il cronometro scorre verso l'ennesimo record di durata. La battaglia diventa di nervi, ancor più che di colpi. Quelli più importanti li firma Kenia Carcasses, MVP e braccio armato di una Epiu Pomì orfana non solo di Bosetti, ma anche di una irriconoscibile Cuttino. Finisce 15-13, 3-2 per Casalmaggiore, che firma così il primo successo casalingo stagionale, il secondo urrà di un avvio di campionato in salita. A Bergamo non resta che il rammarico per il secondo tie break perso in meno di una settimana. Dalla notte delle streghe escono due squadre ancora in cerca di se stesse. La caccia riprenderà prestissimo.